Sponsored by Costa Marina Case Vacanze, B&B e ristorante a Peschici Gargano. Info 348 83 29 295 costamarinapeschici.it. Impresa Valassi Fermo e Franco. L'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Trattoria Cantù dal 1897 all'Iforna 7 di Olginate. trattoriacantù.com. Studio dentistico Caponero Dottor Livio. Sulla bocca di tutti. caponerolivio.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235 trevahome.it. Alla riga Monticeppi si affrontano Lecco e Pro Vercelli, entrambe reduci da una lunga sosta per il Covid-19. Tornano in campo dopo più di un mese e si affrontano per una partita importante ai fini della classifica, squadra appaiata a 24 punti. 3 minuti, calcio d'angolo per la Pro Vercelli, la mette giù e prova a calciare con il mancino, ma va lontano dalla porta crealese. Primo tentativo della partita, il Lecco si distende in velocità con Petrovic. Petrovic dal limite dell'area prova con il destro, la conclusione Valentini in due tempi, non c'è però nessuno pronto ad approfittarne. 17esimo, Enrici apre per Kraja sul filo del fuorigioco, poi il pallonetto di Kraja che sembra un alleggerimento, ma la palla scende, colpisce l'incrocio dei pali. Brivido per la porta della Pro Vercelli, bravissimo Enrici ad aprire subito dal limite dell'area. Kraja con il collo destro, la palla spiove e va sull'incrocio dei pali. Calcio di punizione, il tocco di Vitale e Manuello dalla lunga distanza, poi la palla rimane lì sul tocco di Marzorati della Morte, segna con la deviazione di Rolando, ma c'è fuori gioco e l'arbitro Cavaliere di Paola non ha dubbi e annulla il gol della Pro Vercelli. Rivediamo. Della Morte va a concludere con il mancino e trova la schiena di Rolando che però partecipa attivamente all'azione, quindi giusto annullare il gol. 21esimo, il Lecco sulla destra, Giudici molto intraprendente, Iocolano chiude un po' troppo l'interno destro, la palla che non va lontana dal palo alla destra di Valentini, ma una grande chance questa per Iocolano. 27esimo, sempre sulla destra l'azione dell'Ecco, Petrovic di prima intenzione, la risposta di Valentini con i guanti. L'Ecco che ci prova, gioca una buona prima frazione di gara, ai punti qualcosa meglio della Pro Vercelli che si distende a sinistra con Della Morte, la conclusione la tocca Pissardo perché non si fida, seppure la palla sia più sull'esterno della rete, e concede il corner. Lecco lancio lungo a cercare l'inserimento di Zambataro a sinistra. Zambataro un'occhiata, guarda il posizionamento dei compagni, Petrovic che si gira subito con il mancino ma mastica un po' il pallone, non va troppo lontano però dalla porta di Valentini. Sul finale di tempo c'è ancora il Lecco in avanti, c'è spazio per questa conclusione di Zambataro, difficile perché la palla spiove da molto in alto, anche qui non va lontanissimo dai pali. Nella ripresa finisce a terra Giudici. Rivediamo, ci sono le proteste vibranti dei giocatori del Lecco perché qui la spallata sembra davvero esserci, l'arbitro però fa cenno di rialzarsi. 56esimo, la transizione di Bunino, poi Emanuello dalla lunghissima distanza, tiro un po' telefonato, Pissardo comunque sul suo palo. Insiste la Pro Vercelli anche perché l'Ecco cala vistosamente a livello fisico. La conclusione di Vitale che però va abbastanza lontano dal palo alla destra di Pissardo. Ancora una volta comunque il portiere bluceleste era ben posizionato. L'azione di Rizzo è entrato dalla panchina, non ha spazio per calciare, allora la dà a Comi. Questa soluzione più interessante per la Pro Vercelli, a sua volta il 10 maglia bianca è entrato dalla panchina. 86esimo, la partita va spegnendosi, Tordini apre per Zambataro, il cross è lunghissimo, diventa una sorta di tiro cross che però non crea pericoli alla difesa dei piemontesi. La partita si spegne al 93esimo dopo 3 di recupero, senza nessuna occasione nel finale per le due squadre. Finisce 0-0 tra Lecco e Pro Vercelli.